Il passaggio importante avvenuto all'interno della Colombia è il processo di pacificazione che ha visto lo scorso anno appunto chiudere un accordo dopo quasi 50 anni di guerra civile, si può dire. Quindi avere uno Stato che sia tranquillizzato, avere comunque uno Stato di base che ha 48 milioni di abitanti, che comunque è una porta per entrare in tutta il Sud America e anche nel mercato del Centro America e del Messico, è secondo noi un'opportunità importante. Nei prossimi mesi ci sarà anche un'importante delegazione il prossimo aprile con altri imprenditori che andranno in quei luoghi. Abbiamo anche trovato un sistema formativo che forma apprendisti o specializzati per varie tipologie di lavoro, quindi sembra essere veramente un'opportunità e una porta, ripeto, per il Sud America importante e da cogliere. Quindi capiremo e vedremo appunto anche nei prossimi mesi la possibilità di rendere effettivi questi primi contatti avvenuti e concretizzarli con appunto attività, con aperture di mercati, internazionalizzazione dei prodotti, ma anche la possibilità di creare in loco linee produttive che servono appunto al mercato americano e sudamericano. Quindi se sono rose fioriranno, quello che stiamo vedendo è comunque veramente un cambio di passo all'interno del sistema Colombia che permetterebbe al sistema imprenditoriale veneto una tranquillità e anche una possibilità di sviluppo importante, specialmente in questi anni e in questi momenti di crisi. Da quando è iniziata l'Expo e poi poche settimane fa abbiamo avuto vari incontri con la Regione del Veneto dove abbiamo visto che c'erano tante cose da imparare, delle cifre fantastiche dell'industria del Veneto di cui la Colombia potrebbe imparare tantissimo. Però il bello è che la Colombia è un campo di opportunità pazzesche. Ad oggi l'anno scorso è stata l'economia di più grossa crescita nell'America Latina, nel primo semestre del 2015 pure, ed è un centro dove noi consideriamo che il Veneto può investire e avere dei partners non solo per crescere nella Colombia, che ad oggi è un'economia molto importante, ma pure per le piccole e medie imprese che vogliono espandersi nel mondo, nell'America Latina, arrivare in Colombia e da lì praticamente conquistare l'America